Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Aurora non può essersi suicidata, aveva chiesto un costume da bagno per i suoi 25 anni che avrebbe compiuto proprio ieri. Al TG Sicilia Ninfa Bevilacqua, zia della hostess palermitana, morta a Vienna precipitata dal balcone. La giovane aveva un rapporto tumultuoso con il fidanzato, indagato a Palermo per istigazione al suicidio. A Palermo dilaga la violenza e l'urlo dell'arcivescovo Lorefice, ammonito dall'alto prelato: chi detiene il potere e, dice testualmente, si riveste d'oro. Sit-in del PD e dei 5 Stelle a Palermo per chiedere a Schifani di togliere gli incarichi per turismo e cultura agli assessori di Fratelli d'Italia. Il presidente della regione: il governo andrà avanti, cambi di delega solo in caso di rinvio a giudizio, strumentalizzate le intercettazioni fuori contesto. Per la prima volta sarà applicata l'autonomia fiscale. La regione potrà decidere a chi ridurre o azzerare le tasse. Cittadini meno abbienti, residenti fuori Sicilia o imprese che intendono trasferirsi qui. A Zara è smantellata una piazza di spaccio, 11 indagati, la droga venduta anche a numerosi minorenni. A Carini, beni per 2,5 milioni sequestrati a Giovanni Palazzolo, imprenditore accusato di legami con Cosa Nostra. Catania, subito virale il bigliettino con rimprovero del sindaco trentino lasciato sul parabrezza di un'auto in terza fila, ma in città le soste selvagge continuano a imperversare. Calcio tra ritiro e mercato. Palermo e Catania mettono a segno 2 nuovi colpi. In rosanero arriva l'esterno Giasì. I rossazzurri ufficializzano Donnarumma, mentre Sturaro lascia il calcio giocato. Bentrovati al nostro TG. La zia di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana precipitata dal balcone della sua casa a Vienna. Non crediamo al suicidio, dice. Tante le incongruenze nel racconto di quella drammatica sera. Non accusiamo il fidanzato, precisa, vogliamo la verità. Lorena Dolci. Noi non associamo la parola suicidio ad Aurora, perché Aurora era una ragazza con dei progetti, gioiosa, felice, già aveva fatto dei programmi per il suo compleanno, che tra l'altro è stato ieri. Si era pure scelta il regalo. Aveva chiesto un costume da bagno per i suoi 25 anni. Pensava all'estate. Aurora Maniscalco, la giovane hostess che da Palermo, vincendo un concorso, era andata a Vienna piena di progetti. Un sogno interrotto il 23 giugno scorso, quando è volata giù dal terzo piano dell'appartamento che divideva con il fidanzato Elio Bargione. Un caso chiuso subito dalle autorità austriache come suicidio. La procura di Palermo indaga invece per istigazione al suicidio. Tanti dubbi per la famiglia, che chiede di fare indagini sul posto. La casa, acquisire entrambi i telefoni e se ci sono delle telecamere, delle indagini appunto all'interno dell'appartamento. Richiediamo i vestiti di Aurora che indossava al momento dell'incidente. E vogliamo sapere il punto esatto dove è caduta Aurora. Caduta a testa in giù, come raccontano i testimoni, o atterrata in piedi, secondo i risultati dell'autopsia, una delle tante incongruenze evidenziate nell'istanza presentata dal legale della famiglia Alberto Raffadale. E poi la scoperta di un aborto dopo il quale, secondo il fidanzato, Aurora sarebbe andata in depressione, anche se le date non coincidono. Un rapporto tumultuoso, quello con Elio, conosciuto sui banchi di scuola. Litigavano. So che ultimamente litigavano, che Aurora aveva deciso di lasciarlo. Liti continue fino a quella tragica sera. Non accusiamo lui, ma che si facciano le indagini come è dovuto ad ogni essere umano, per sapere scoprire la verità su Aurora. L'urlo dell'arcivescovo Lorefice a Palermo: dilaga nella città la violenza. Nel discorso per Santa Rosalia, l'analisi spietata della condizione del capoluogo siciliano e il monito a chi detiene il potere che, dice l'alto prelato testualmente, si riveste d'oro. Ascoltiamolo.
Anche la nostra Palermo arriva alla festa della sua Santuzza avvilita. Avvilita perché è la città del governo e dell'assemblea regionale e dobbiamo ancora registrare che la politica non sembra prendersi cura delle vecchie e nuove ferite della nostra terra, ma tra veli e maschere tralascia i veri interessi pubblici a favore di interessi privati o di parte, di gruppi di potere. Chi domina e si riveste d'oro ed argento deve sempre correre lontano da se stesso per mettere a tacere il cuore. Palermo è tormentata, la violenza dilaga per strada, di giorno e di notte, colpisce le nostre attività commerciali e le nostre case, le piazze e i vicoli della città vecchia. Basta pensare alla strage di Monreale, alla spedizione punitiva nei confronti della cioccolatteria Lorenzo e ai tentati stupri dei giorni scorsi. Un atto d'accusa senza pietà, quello dell'arcivescovo Lorefice. Intanto PD e 5 Stelle scendono in piazza, sempre a Palermo, per chiedere al Presidente della Regione di togliere gli incarichi per turismo e cultura agli assessori di Fratelli d'Italia. Ci sarà la risposta di Schifani nel servizio di Maglio Viola. Deputati regionali in piazza, gli onorevoli di PD e 5 Stelle insieme ad attivisti di partito e alle associazioni siciliane rimaste fuori dai contributi pubblici hanno inscenato questa mattina un sit-in in piazza Indipendenza, chiedono al Presidente della Regione una nuova seduta dell'ARS nella quale anche il Governatore riferisca sulle inchieste che stanno coinvolgendo gli esponenti di Fratelli d'Italia, ma al tempo stesso gli chiedono un cambio di rotta, a iniziare dal togliere gli assessorati proprio agli esponenti di Fratelli d'Italia, a partire da Elvira Amata. È inaccettabile rispetto a quello che sta succedendo che Schifani non venga in aula a confrontarsi. È giusto che si facciano quante più cose possibili in questo momento, l'importante è colpire ad oggi, e lo vogliono i siciliani, questo centrodestra che ha fallito. Il Presidente della Regione fa finta di nulla, cerca di occupare titoli di giornale attraverso i suoi slogan, dando responsabilità ad altre, ma la responsabilità è sua, la responsabilità è di chi governa questa Regione e oggi la sta governando lui. Si assuma le responsabilità, meno classifiche che guardi di gradimento e guardi davvero invece le esigenze dei siciliani. Nel pomeriggio anche Ismaele Lavardera, che nei giorni scorsi ha annunciato un'improbabile mozione di sfiducia al governo, terrà una conferenza stampa insieme agli esponenti della sinistra non rappresentata all'ARS, ma a tutti ha già risposto, prima ancora delle manifestazioni della conferenza, il Presidente della Regione. Schifani annuncia che il suo governo andrà avanti, che penserà a cambiare delega all'assessore Amata solo se scatterà il rinvio a giudizio, ed ha stigmatizzato la strumentalizzazione di intercettazioni diffuse fuori contesto. Per Schifani sembra responsabilità, soprattutto in vista della manovra bis che sta per andare in discussione e che vale ben 345 milioni di euro nell'interesse dei siciliani. Statuto siciliano, sì all'attuazione di un articolo dimenticato, quello dell'autonomia fiscale, svolta storica nella trattativa fra Stato e Regione. Adelaide Barbagallo. C'è un articolo dello Statuto siciliano che è rimasto lettera morta per 80 anni e che adesso potrà trovare attuazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla Regione ad agire sulle aliquote dei tributi erariali. In concreto, il governo Schifani sarà libero di decidere a chi ridurre o azzerare le aliquote fiscali. Cittadini meno abbienti, residenti fuori Sicilia o imprese che intendono trasferirsi sull'isola, sul modello di altri paesi europei come il Portogallo. In Sicilia i pensionati che non risiedono nell'isola ma comprano casa e trasferiscono la loro residenza potranno godere di agevolazioni fiscali. L'obiettivo è poter esercitare una fiscalità di sviluppo a sostegno dell'economia dell'isola, attirare imprese e cittadini europei ed extraeuropei. Ma ci sono dei limiti. Dobbiamo fare attenzione per quanto riguarda le imprese, dobbiamo fare i conti con Bruxelles per quanto riguarda il regime degli aiuti di Stato, che dovrà essere sempre approvato dall'organismo comunitario, e non dimentichiamoci l'Agenzia delle Entrate che porrà dei paletti. Certamente sarà più semplice la fiscalità di favore per quanto riguarda il rientro dei pensionati, dei professionisti dall'estero, per i quali la Regione avrà più margini di manovra. La norma, che dà piena attuazione ad uno degli articoli dello Statuto siciliano, è comunque una svolta storica nella trattativa fra Stato e Regione siciliana e per i sostenitori dell'autonomia certamente un successo.
A Dar, una fiorente piazza di spaccio è stata sgominata dalla Guardia di Finanza di Catania. 11 le persone raggiunte da custodia cautelare, base logistica all'abitazione di una giovane coppia, a comprare la droga anche numerosi minorenni. Il giro d'affari arrivava in un solo giorno a 3.000 euro. Ancora Adelaide Barbagallo. La base logistica era un'abitazione nella periferia sud di Giarre, tantissimi anche i minorenni che ad ogni ora del giorno vi si recavano per acquistare droga, marijuana soprattutto. Ma il gruppo, scovato al comando della Guardia di Finanza Provinciale di Catania, spacciava anche cocaina e hashish. Il GIP ha disposto 11 misure cautelari, 3 persone sono finite ai domiciliari e per 8 è scattato l'obbligo di presentazione. A gestire la vendita di droga una giovane coppia. Dalla loro abitazione, protetta da vedette e da un sistema di videosorveglianza, i numerosi clienti potevano acquistare la droga. Nonostante le cautele adottate dagli indagati, grazie a intercettazioni e attività di videosorveglianza anche con i droni e pedinamenti, i finanzieri di riposto sono riusciti ad acquisire numerose prove che hanno consentito di sequestrare diverse dosi di cocaina, hashish e marijuana. I finanzieri hanno ricostruito guadagni giornalieri per 3.000 euro. 4 persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti. A Carini beni per oltre 2,5 milioni sono stati sequestrati dalla DIA a Giovanni Palazzolo, un noto imprenditore accusato di legame con la mafia. Avrebbe favorito la latitanza del boss Lo Piccolo. Eva Spampinato. Nuovi guai per l'imprenditore di Carini, Giovanni Palazzolo, il fondatore della ditta di spedizioni GLS, 70 anni, è finito ancora una volta nel mirino della direzione investigativa antimafia che gli ha sequestrato beni per oltre 2,5 milioni di euro, 9 immobili tra Palermo e Trapani, terreni e fabbricati e il 50% di una società attiva nell'edilizia. L'uomo era stato arrestato nell'aprile del 2024 nell'ambito dell'operazione antimafia Nemesi, con l'accusa di associazione mafiosa e riciclaggio. Secondo gli inquirenti, Palazzolo avrebbe gestito la latitanza del boss Salvatore Lo Piccolo, storico capomafia del mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale. Il Tribunale di Palermo ha fissato a settembre l'udienza per l'applicazione delle misure di prevenzione. Intanto le indagini patrimoniali parlano chiaro, una sproporzione evidente tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati, un patrimonio costruito, dicono gli investigatori, all'ombra di Cosa Nostra. Catania, solo chi è refrattario a elementari regole di civiltà può pensare di parcheggiare in terza fila per lasciare la macchina all'ombra. E il biglietto, diventato subito virale nel web, poggiato sul parabrezza di un'auto dal sindaco trentino, che continua così la sua battaglia contro i comportamenti scorretti degli automobilisti, ma la sosta selvaggia a sua volta continua a dilagare. Desiree Ferlito. È stato un momento. Un momento. È la frase più comunemente usata dai nostri indisciplinati intervistati. Peccato che quel momento, poi sommato ad altri eventuali momenti, sommati ai momenti di tutti, incida sul decoro della città, sulle regole di convivenza civile e sulla viabilità. Sto facendo una sigaretta e scappo. Se tutti facessero così? Lo so, è un problema, però dovrebbero fare i parcheggi. Virale sui social questo bigliettino, lasciato sul parabrezza di un'auto addirittura in terza fila. Poche parole ma efficaci per descrivere, disappunto e redarguire l'autore di questo capolavoro. Solo chi è refrattario a elementari regole di civiltà può pensare di posteggiare in terza fila per lasciare l'auto all'ombra. A scriverlo stavolta è il primo cittadino, ormai nota la sua battaglia contro i comportamenti scorretti degli automobilisti. Trantino, in stile sceriffo, condivide tutto sui social, rincarando la dose. Spero che l'autore di questa sosta balorda si riconosca, in attesa della pattuglia, nel biglietto il mio disappunto. E di esempi di inciviltà in città non è difficile trovarne. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida, dove il traffico è particolarmente intenso a tutte le ore della giornata. L'abitudine dei catanesi di lasciare l'auto in doppia fila, qui appunto ne vediamo una lunga colonna, di certo non aiuta. Perché non c'è posto, abbiamo prima ora, già me ne sto andando. Sto andando, grazie. In tutta Catania è un delirio, perché chiunque posteggia senza guardare, senza rendersi conto di dove mette le macchine, in doppia, tripla fila. Devo essere sincero, l'unica cosa dove sono veramente fortunato sono sempre i posteggi. Anche nei posti più impensati io trovo il posteggio, addirittura di fronte dove mi devo fermare. Vedi questo caso che ero qua al bar.
E torna oggi l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Trantino, in diretta su Telecolor dopo le 14:30. Per le vostre domande o segnalazioni scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 oppure inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14:30. Cambiamo argomento, giù le mani dalla costa. Gli attivisti di Lega Ambiente si riuniscono sulla scogliera di Giardini Naxos in un sit-in di protesta contro i progetti di cementificazione e le installazioni sulle spiagge del litorale. Francesco Triolo. Arriva a Goletta Verde in Sicilia e lo fa con dei blitz in provincia di Messina prima di spostarsi ad Augusta domani e Porto Empedocle tra domenica e lunedì. Ieri gli attivisti della storica imbarcazione di Lega Ambiente, che ogni anno monitora lo stato di salute dei nostri mari e delle coste, hanno effettuato un'azione simbolica a Giardini Naxos sulla scogliera lavica tra Capo Schisò e Recanati. Lo striscione con la scritta "Giù le mani dalla costa" ha voluto richiamare l'attenzione sul rischio concreto di una trasformazione permanente della costa e della scogliera causata da progetti di cementificazione e da installazioni stabili o stagionali che ne comprometterebbero l'integrità paesaggistica e geomorfologica. E la scogliera di Giardini Naxos diventa quindi un simbolo, un bene prezioso che lega strettamente la storia geologica del territorio al patrimonio storico-culturale dell'antica colonia greca di Naxos. Purtroppo questo patrimonio è minacciato gravemente dai cambiamenti climatici, dalla cementificazione legale e illegale, da un'occupazione selvaggia anche delle nostre spiagge da stabilimenti balneari, nonché dalle opere rigide che si stanno realizzando per fronteggiare l'erosione costiera, ma che purtroppo contribuiscono ad accelerare il degrado ambientale, riducendo sempre di più le spiagge sabbiose disponibili per i cittadini. Per cui bisogna agire con coraggio e visione, bisogna adottare una pianificazione lungimirante che consenta di dotare le nostre spiagge di una gestione veramente sostenibile. Con questa iniziativa Lega Ambiente rinnova il proprio impegno per la tutela del paesaggio costiero siciliano, ricordando che negli ultimi 35 anni quasi il 9% della nostra costa è stato cancellato dal cemento e chiede adesso di procedere con urgenza alle demolizioni degli immobili abusivi. In Sicilia infatti solo il 15% delle ordinanze emesse è stato effettivamente eseguito. Musica, non c'è estate senza i tormentoni, quei brani che fanno ballare spiaggia e non solo. Dall'energia di Alfa alla grinta di Annalisa, passando per il re dei tormentoni. The Colors, l'estate 2025 è un mix travolgente di hit. Eva Spampinato. Non possono mancare i re dei tormentoni che per 3 anni di fila non hanno sbagliato hit. Pronto come va è un vintage da discoteca con citazioni cult tipo Carrà e Venier, i The Colors. Non mi puoi lasciare il cielo in una stanza. Un punch pop potente con tema provocatorio e orecchiabilità anni 80. Entra tra i più trasmessi e amati dell'estate. Le stati tra con ritmi di Anna, Marco Mengoni, Serena Brancale e Alessandra Moroso. Tra tanto pop non può mancare la quota rap, con il mitico Fabri Fibra. Momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo e il Catania che ufficializzano nuovi colpi di mercato. Vi aspetto fra pochissimo. Calcio, nuovo colpo di mercato per il Palermo. Arriva Emmanuel Jasi, esterno di qualità che nelle ultime stagioni ha giocato in Serie A. Marco Gullà. Arriva il secondo acquisto per il Palermo. Emmanuel Jasi è rosanero e ha già raggiunto i suoi nuovi compagni in ritiro in Valle d'Aosta. Il classe 94 arriva in prestito con obbligo di riscatto dall'Empoli dopo una trattativa lampo condotta negli ultimi giorni che ha portato il club rosanero a chiudere rapidamente l'accordo. Jasi può giocare sia come esterno ma anche come seconda punta e spingere sul fronte offensivo. Ma il Palermo non si ferma e il DS Carlo Ostia già incanna altri colpi. Antonio Palumbo è ormai quasi rosanero
Rosanero. Il trequartista non era presente al primo giorno di ritiro del Modena e nei prossimi giorni dovrebbe firmare appunto con il Palermo. Una trattativa lunga ed estenuante che però dovrebbe risolversi con la fumata bianca, o meglio Rosanero. E poi la difesa. L'obiettivo numero 1 è Bani, di proprietà del Genoa. Il giocatore ha espresso gradimento per la destinazione. Il Palermo deve trovare l'accordo però con il club ligure, ma in casa Rosanero filtra ottimismo. Intanto prosegue il ritiro a Châtillon. Inzaghi lavora sia sull'aspetto tecnico che su quello psicologico. La squadra lo segue. Domani la prima amichevole contro la rappresentativa locale Valle d'Aosta. Secondo giorno di allenamento oggi per il Catania nel ritiro di Norcia. 24 i rossazzurri che lavorano con Mimmo Toscano. Sturaro toglie gli scarpini da calciatore, diventerà un tecnico delle giovanili. Francesco Triolo. Il primo giorno di lavoro allo stadio Micheli di Norcia è andato in archivio. I ritmi sono destinati a salire nei prossimi giorni, con Mimmo Toscano che sta lavorando con i 24 giocatori sinora convocati, un gruppo del quale fa parte anche Daniele Donnarumma, l'ultimo ad essere ufficializzato, il terzino, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al club etneo fino al 30 giugno del 2027. Arriva dal Cesena, dove agli ordini di mister Toscano l'esterno sinistro ha conquistato nel 2024 la promozione in B e vinto la Supercoppa di Serie C. Sul fronte giocatori invece è rimasto a Catania Rino Frisenna, che sta svolgendo un programma di riatletizzazione e si aggregherà ai compagni appena possibile. Come noto c'è invece chi non fa parte del progetto tecnico e non è partito per l'Umbria per scelta della società in attesa della risoluzione del contratto di una cessione. Si tratta dei centrocampisti De Rose, Peralta, Teio e degli attaccanti Costantino, Marsura, Montalto e Popovic. È arrivata invece l'ufficialità della risoluzione del contratto con Sturaro, ma per il centrocampista non sarà un addio al rossazzurro, anzi non appena l'ex della Juve avrà ottenuto l'abilitazione tecnica entrerà a far parte dello staff delle giovanili, iniziando così la sua seconda vita sportiva con un altro ruolo. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20, buon pomeriggio.